è stata la mia primissima volta in prima squadra e ho lasciato dei grandissimi ricordi lì, come per esempio il mio primo gol in prima squadra all'esordio, allo scadere contro Zaltarello, poi il passaggio dalla seconda alla prima, che è stato un anno fantastico con un gruppo stupendo e che davvero mi hanno lasciato tanto sotto aspetto umano e non, anche l'anno della prima dove purtroppo siamo retrocessi, però ho conosciuto tante persone che mi hanno spronato a dare sempre di più e mi hanno aiutato a crescere come uomo e non solo come giocatore. E Torre d'Isola per me è stato un posto in cui non mi sono mai sentito giudicato e mi sono sempre sentito ben voluto. Sì, io a dicembre avevo lasciato Real Torre perché non giocavo e non mi trovavo più bene ed ero rimasto senza squadra, senza offerte. Mi ero proposto delle squadre in seconda che mi hanno rifiutato e tramite conoscenze sono arrivato all'Olimpia negli ultimi giorni in cui erano aperti i tesseramenti e sin dal primo giorno che ho messo piede nello spogliatoio ho trovato un gruppo di persone che mi hanno sempre accolto a braccia aperte e mi hanno sempre voluto bene e hanno sempre creduto in me e mi ha ricordato molto i primi 2 anni a Torre d'Isola e questo è stato un onore per me e io porterò sempre con me nel cuore l'Olimpia e più in generale anche le persone di Torre Vecchia che vengono a vedere le partite, che ogni volta che vengono a vederci comunque ci sostengono sempre e sono persone stupende. Allora, quando sono arrivato io a gennaio, sì, l'obiettivo era la salvezza, ma perché comunque i primi mesi sono stati mesi difficili per l'Olimpia, ma io sono convinto che noi, Olimpia, potremmo puntare anche con qualcosa in più, perché comunque siamo un gruppo valido, sia a livello umano che come giocatori. Sicuramente il fatto che comunque siamo stati contati per molte giornate di campionato, ritrovandoci con addirittura anche 1 o 2 cambi a partita, alla lunga ha pesato. Però per me si può anche puntare qualcosa in più perché è un bel gruppo e anche la dirigenza sono delle persone vere e che vogliono il bene per la propria squadra.